4 milioni e mezzo di euro per le scuole dell'infanzia paritarie e un fondo di solidarietà creato con i soldi risparmiati grazie ai tagli ai costi della politica. La Regione lancia una serie di iniziative contro la crisi, attorno alle quali si ritrova in parte anche l'opposizione. In Veneto sono 136.000 i bambini dai 3 ai 6 anni di età che frequentano gli asili, solo il 30% però sono scuole pubbliche e così la Giunta fa uno sforzo e destina altri 4 milioni e mezzo per un totale di 21 a questo scopo. Diciamo alle famiglie, i bambini a 3 anni devono andare alle scuole, cosiddette scuole d'infanzia, le ex materne, perché lì cominciano a formarsi per le elementari, per le medie, per le scuole superiori. Quello è un periodo troppo importante. In Veneto nel 2012 hanno chiuso una ventina di asili. Il pericolo è che per la difficoltà a pagare le rette le famiglie ritirino i bambini o non li iscrivano proprio. Si aprirebbe così un futuro nerissimo per l'istruzione. Ecco perché la Regione sostiene le scuole private più virtuose nelle spese. La tendenza che abbiamo purtroppo percepito in quest'ultimo anno per motivi economici è quella che molte famiglie non iscrivevano più i loro bambini e ci ha fatto preoccupare molto a noi, ma specialmente anche come società, nel senso che di non investimento più il futuro. Dal PDL parte anche l'idea di un fondo di solidarietà a sostegno delle famiglie e delle persone rimaste senza lavoro. I primi soldi arriveranno dai tagli ai costi della politica regionale, 2-3 milioni di euro, altri fondi da banche, fondazioni e benefattori privati. Credo che creare un fondo apposito di solidarietà dal quale si può attingere per dare a organismi, a istituzioni, a fondazioni, a iniziative come quelle che abbiamo già visto sul territorio un contributo è il minimo che possiamo fare in questi momenti difficili. I soldi rimarranno alle associazioni che già li spendono bene, come Caritas e altre realtà delle varie province venete, e non saranno gestiti direttamente dalla Regione, una proposta sposata anche dall'opposizione. Si può aggiungere la concretezza, diciamo, intanto bene che si parta, poi si deve arrivare fino in fondo, quindi non sarà facilissimo, però dovremmo prendere dagli esempi, come è stato citato, nei territori che funzionano e dare, secondo me, maggior forza, per esempio, a chi nei territori conosce anche le dinamiche, diciamo così, dei cittadini, gli enti locali.